ma chiaro che andiamo in onda. Buongiorno, ancora il buon mattino, Sammy Varini in diretta con voi, 7 minuti dopo le 11. Sì, già intorno a me stanno apparendo apparizioni, sparizioni delle belle signore che faranno comunicazione con me. La cosa mi fa molto piacere quando non mi lasciano solo e posso fare squadra con qualcuno. Ben venga, tra pochissimo vi parlerò della voce delle donne, in poche parole io non c'entro niente, parleranno loro. Subito però vediamo l'apertura di Repubblica, Ucraina-Russia, la diretta Cremlino, Mosca non ha alternativa al proseguimento del conflitto. È arrivata questa dichiarazione portata in apertura sul sito di Repubblica, mentre il Corriere continua con le tasse, come cambia la busta paga, risparmi fino a 120 euro al mese, ecco le simulazioni, poi pubblico impiego, la fuga dal nord, ecco come il carovita si mangia tutto lo stipendio. Guarda un po', in Lombardia il costo medio della vita è più alto del 25% rispetto a Campania e Sicilia, tutti i motivi del trasferimento al sud di 63.000 lavoratori l'anno, i conti regione per regione. Magari qualcuno di voi ha anche qualcosa da dire su questa notizia. Poi certamente solo in basso, a quanto pare non danno importanza neanche ai giornalisti del Corriere a queste notizie, la flotilla, sorvolo di droni contro di noi, bombe sonore. Le bombe sonore sono quelle che fanno boom, ma anche urticanti. Tajani a Israele dice vanno tutelate le persone a bordo, e le opposizioni, signori, dopo quest'ultimo attacco gravissimo hanno occupato i banchi del governo alla Camera dicendo riferisca cosa sta facendo per tutelarla. Mi fermo. C'è il Qui Parlamento, torniamo tra pochissimo anche proprio e soprattutto con la voce delle donne. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Charlie Kirk era un giovane uomo di 31 anni, un conservatore, un repubblicano, un attivista che svolgeva il suo impegno politico confrontandosi con i ragazzi giovani, frequentava i campus universitari, le scuole, i luoghi di aggregazione ed esprimeva le sue idee. E il primo colpo al cuore che ho avuto quando ho visto la scena del suo brutale omicidio è stato pensare che quel ragazzo potevamo essere tanti di noi, perché chi fa politica, chi lavora nel mondo culturale, chi porta avanti delle idee tendenzialmente inizia a farlo da giovane, inizia a farlo proprio in quel modo, parlando alle assemblee di istituto, incontrando i giovani, facendo quello che faceva Charlie Kirk. E quindi mi aspettavo che un senso di empatia generale coinvolgesse il dibattito dopo quel fatto. E purtroppo non è stato così. Purtroppo un attimo dopo abbiamo iniziato a vedere una serie di uscite, di dichiarazioni, di articoli in cui non si condannava il fatto, ma si cercava di capire che cosa Charlie Kirk dicesse e si cercava di costruire un sentimento negativo verso le parole di Charlie Kirk, quasi come se portare avanti determinate idee e portare avanti determinati principi in qualche modo rendesse meno grave un omicidio. Io penso che questo sia intollerabile. E il dramma di questa vicenda è che in questa costruzione, tra l'altro forzata anche su alcune sue prese di posizione, e mi fa veramente male al cuore aver sentito alcune fake news sulle sue dichiarazioni ripetute poco fa anche in questo Parlamento, mi fa molto male. Ma indipendentemente da cosa dicesse, cosa pensasse, ovviamente noi non condividiamo tutto quello che diceva, ma il suo format era prove me I'm wrong, dimostrate che ho torto. Quindi era un approccio democratico, di confronto, di dibattito. Ecco, io ero convinto che nella società occidentale quel principio illuminista di Voltaire, per cui posso non condividere nulla di quello che dici, ma sono pronto a dare la vita per fartelo esprimere, fosse un principio radicato. Purtroppo mi sono e ci siamo risvegliati in un'Italia, in un Occidente dove questo principio così radicato non è. Questo ci fa paura e pensiamo che il lavoro comune di tutti noi, a partire da qui dentro, debba essere quello di riaffermare quel principio, perché diversamente il pilastro su cui si fonda la convivenza democratica nelle nostre repubbliche democratiche occidentali è drammaticamente a rischio. Grazie. Qui Parlamento.
credevo in questa storia in te per vivere di eternità, ma il segno che hai lasciato in me non se ne andrà. Sapessi quante volte io castelli in aria senza te, ma la forza di dirti addio, quella non c'è. E vorrei colpire un muro come mi colpivi tu, e vorrei gridare al cielo come quando urlavi tu, e vorrei restare sola nel silenzio della sera, senza avere più paura quando si apre quella porta. Un altro giorno passerà, tutto normale anche se di certo non cancellerà il mio dolore. Domani forse sentirò una canzone anche per me, e quella forza troverò per vivere senza te. E vorrei tirare fuori tutta quella rabbia che mi scaraventavi addosso come se non fossi lì, e vorrei restare sola nel silenzio della sera, senza avere più paura quando si apre quella porta. Quando si apre quella porta. Quando si apre quella porta. Si intitola proprio così, Quella porta, la canzone che abbiamo appena sentito da parte della Voce delle Donne. La Voce delle Donne è qui insieme a me. Ciao ragazze! Ciao Sammy, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Susanna Zucchelli, ed è proprio lei, Presente. lei. La Susanna Zucchelli, esattamente da dove? Varano Borghi, Ok, una ridente cittadina sul lago di Comabbio. Capito ragazzi, capito, perché ci segue dalla Sicilia, siamo comunque zona Varese, zona Esatto, Lombardia, esatto, sì. ecco. Insieme c'è Maria Chiara Ferraro, da dove? Sempre zona Varese, Vedano Lona. È importante, Vedano Lona, provincia di Varese. E poi arriva Isabella Carcione. Eccomi qua dalla ridente Leggiuno, vicino all'eremo di Santa Caterina del Sasso. Porca, Dai, quello non mi non voglio potete- vantare troppo, però non sì. potete non conoscerlo ragazzi, è stupendo da visitare, È vero, assolutamente. è vero. Un progetto che si chiama La Voce delle Donne. Abbiamo sentito questo pezzo, poi ne sentiremo un altro, un progetto musicale, ma non soltanto. Mi avete contattato, sicuramente è stata la Susanna che fa un po' anche la promoter Sì, in è questo vero. senso. Perché mi avete contattato? Perché proprio a me, così come si dice, ma soprattutto Susanna, dovete spiegarci di cosa si tratta, cosa state portando avanti, perché non è mai abbastanza l'informazione che bisogna fare su certi argomenti e non vorremmo mai arrivare a quello di cui ho parlato oggi
in rassegna stampa, ridendo, scherzando, il certificato da firmare prima di fare l'amore, dicendo, promettendo che va tutto bene, siamo consenzienti entrambi, non c'è nessuna violenza. Non scherziamo, ma è una proposta di una certa parte politica. Da dove partiamo, Susanna? Allora, innanzitutto partiamo, ringraziando te Sammy per averci ospitato, proprio perché io mi sono rivolta a te perché so che sei una persona meravigliosa, molto sensibile alle tematiche sociali Grazie, e quindi so che quando bisogna portare un messaggio importante tu dai sempre la possibilità di farlo, insomma, ai microfoni di Radio Libertà, quindi ti ringrazio tantissimo. Come si è capito, un po' dalla presentazione di Sammy e soprattutto spero dalla canzone che è andata in onda, noi portiamo il tema della violenza e discriminazione di genere, quindi abbiamo creato questo progetto musicale, ma anche sotto forma di spettacolo, per cerchiamo perlomeno di sensibilizzare appunto il pubblico e cercare insomma di fare parlare di questo tema, perché bisogna parlare, e far conoscere alle persone insomma che c'è la possibilità di convivere tra uomini e donne, senza, discriminazioni e soprattutto senza ricorrere alla violenza. Quindi questo è un messaggio molto importante a cui teniamo particolarmente come voce delle donne. Attenzione, hai detto violenza e ci viene in mente una caratteristica di questi tempi. C'è violenza ovunque, c'è Sì. violenza dappertutto e ormai ci siamo abituati a questa violenza ed è la cosa più terribile che uno speaker possa mai dire. Ci siamo abituati alla violenza. No, Sì. non dobbiamo mai abituarci. Dobbiamo sempre avere una reazione dentro di noi anche se i nostri figli sono i primi che la violenza la vedono e la cercano sui social anche attraverso quelle serie TV che tanto hanno successo, nelle televisioni a pagamento, quelle robe lì che si vedono su internet, e più si ammazza e più si gode, più è bello, più son bravi. Sì, è Poi si diventato ritrovano molto anche risvolti sicuramente culturali in queste serie, certamente. Mi fermo, ma parliamo del vostro progetto perché bisogna sfiorare tutte le corde, signori, che abbiate 20 anni o che ne abbiate 80, ognuno di voi con un diverso linguaggio, con un diverso modo di esprimersi, esprimendoci parlando di vari gruppi e sensibilità, età, dobbiamo parlarne e la voce delle donne sta portando questo progetto in teatro. A voi. allora, diciamo che, siamo partiti appunto con questo progetto nato dal nostro CD, che si chiama appunto La voce delle donne, omonimo, proprio contiene tutti i brani inerenti appunto la violenza, ma non soltanto violenza fisica, c'è anche la violenza verbale. Come dicevi prima, ci sono tanti tipi di violenza, ci sono tante problematiche a volte inesplorate che sono per esempio quelle delle spose bambine, la violenza minorile, perché purtroppo non dimentichiamo che, dai dati Istat proprio risulta che molte violenze vengono consumate in ambito familiare, quindi nei confronti delle donne in particolar modo, ma purtroppo anche nei confronti delle bambine e dei bambini in generale. Quindi abbiamo voluto creare questo spettacolo per cercare di sensibilizzare, ma anche di dare il nostro contributo. E quindi questo contributo magari ne parla Maria Chiara, come abbiamo pensato di crearlo insomma. Sì, diciamo che in ogni spettacolo c'è la nostra parte in cui veicoliamo dal punto di vista artistico, musicale, questo messaggio, con una presentazione di ogni canzone, con citazioni, parlando appunto del tema, in tutte le sue sfaccettature. E poi, a ogni spettacolo partecipano anche abbiamo voluto, il coinvolgimento di associazioni della zona, associazioni che si occupano appunto dell'aiuto, Di da parte sostenere di donne vittime di volontari, violenza, sì. sì. Quindi, all'inizio e alla fine dello spettacolo parlano queste signore, o ragazze insomma, che vengono portare la loro esperienza e, tutto il ricavato, delle offerte e della vendita eventuale dei nostri CD
è devoluto a questa associazione che partecipa ogni volta diversa. È venuta l'associazione Donna Sicura della zona di Luino, ma anche di Ternate, Travedona. Abbiam collaborato anche con l'associazione EVA di Busto nell'ultimo concerto a Leonate Pozzolo, quindi c'è un po' questa, simbiosi diciamo, dal punto di vista artistico nostro e dal punto di vista sociale. Come no, è importantissimo fare squadra, ma come vi dicevo prima, parlare a diversi target, a diverse situazioni, età, modi di vivere, parlare diverse lingue, dobbiamo riconoscerlo, perché noi grandicelli parliamo la nostra lingua e con un quindicenne o con un ventenne la lingua deve essere diversa. Ma voi avete una lingua, ma avete anche un suono, avete un canto, perché il gruppo La Voce delle Donne ha Susanna Zucchelli che fa voce, ma è anche autrice dei brani, Maria Chiara Ferraro è voce e violino, Isabella Carcione è pianoforte e voce, quindi un gruppo completo sul palco che però si completa, come diceva prima, con una presenza importante, la presenza del territorio, la presenza di tanti esempi di vita che ci succedono quotidianamente, ma che non dobbiamo zittire dentro di noi, ne dobbiamo parlare di quello che ci succede. Riprendiamo da Susanna. Chi è che tira in ballo? Vai, adesso Isabella. Allora, adesso ok. entro in campo io, Isabella. sì, visto che parlavamo dell'aspetto della voce, della musica, noi proprio abbiamo la volontà grande di dare voce proprio alle donne, a quelle che rimangono spesso in silenzio e la cui voce poi rimane muta. E la musica è un veicolo straimportante perché la musica ha la capacità davvero di parlare al cuore di ognuno di noi. Se ognuno di noi ha questa bella apertura verso le emozioni, la musica canalizza le emozioni e le equilibra, quindi un po' attraverso le nostre esperienze di vita e musicali abbiamo veramente dato vita a questo gruppo con un intento ovviamente anche artistico, no? Di creare anche un momento di benessere dell'anima per tutte quelle donne che appunto nel silenzio trovano un conforto attraverso la nostra voce. Il nostro sound è un sound che deriva da quelle che sono state le nostre esperienze umane e professionali. Io arrivo dalla musica classica, ho fatto la specialistica a Milano alla Verdi, però mi stava un po' stretta, ecco, la classica, ma non per togliere valore a un qualcosa che mi ha formato in profondità, ma perché musica è tutto ciò che davvero arriva al cuore e ci emoziona. Quindi ogni musica ha una sua valenza, che sia pop, world music, rock o classica, se si trova una canalizzazione giusta. E quindi la cosa bella è che nel nostro incontro di 3 anime, di 3 professioni, generi diversi, abbiamo trovato un bellissimo equilibrio. Così a marzo 2025, grazie alla produzione di Sonitus, abbiamo creato il nostro primo CD e anche col contributo di Nuovo IMAIE, che è un istituto che tutela gli esecutori. E qui facciamo pubblicità perché chi ci sta ascoltando è magari anche alla ricerca di qualche cosa di fisico, perché oggi tutto quanto etereo, Sì. ci sono i file. Allora, sicuramente il primo atto che potete fare è cercare La Voce delle Donne sugli store digitali, 2025, sì. su YouTube. YouTube, Certo. Su YouTube saltate fuori, Sì, giusto? sì, sì. Quindi, primo step, La Voce delle Donne su YouTube. Secondo step, certo, chi ha caccia del CD fisico, che magari è anche un bel regalino per ascoltarlo no. insieme con parenti e amici, dove si può trovare il CD, dove lo si può cercare o farne richiesta. Allora, il CD fisico può essere richiesto appunto all'edizione musicale, Sonitus Edizioni Musicali, ma la cosa migliore che consigliamo è di venire ai nostri spettacoli, proprio perché appunto la vendita dei CD, oltre appunto alle offerte, incassate durante la serata, vengono devolute, questo ricavato viene devoluto alle associazioni che appunto partecipano alle nostre serate e quindi a loro fa comodo perché hanno veramente tanto bisogno di sostegno anche economico, quindi diamo anche da questo punto di vista un contributo vero, un contributo concreto proprio perché
le donne in difficoltà sono tante e spesso hanno bisogno di pagare la retta dell'asilo dei bambini, hanno bisogno di dei generi di prima necessità, proprio perché magari si trovano in condizioni economiche difficili, perché hanno deciso di lasciare un marito violento, e queste associazioni le sostengono, per cui lo so che quello che facciamo è poco, è piccolo, ma come si dice, una goccia nel mare a volte può fare tanto, quindi il nostro intento è proprio questo e speriamo di riuscire a farlo molto di più, insomma. Beh, come minimo facendo squadra, come vi dicevo, con altre associazioni, con il territorio, e stiamo vedendo, chi ci guarda in radiovisione, anche alcune immagini di voi sul palco. Cosa bolle in pentola? Cosa state organizzando? Chiaramente un sito, un Facebook, un Instagram dove potervi seguire, perché un po' da tutta Italia ci si fa avanti, non bisogna restare passivi davanti a queste violenze. Io che faccio rassegna stampa, mi sentite, mi ascoltate, sentite quelle notizie terribili che quotidianamente siamo costretti a leggervi, molte violenze portate avanti in famiglia, molte altre portate avanti da immigrati che non conoscono, o meglio, le conoscono molto bene le nostre leggi, ma loro hanno le loro leggi, la Sharia, la legge della giungla, arrivano nei nostri paesi in perenne emergenza sessuale e vanno curati e semplicemente vanno educati. Con le leggi non lo sappiamo, la prima educazione è sicuramente quella di noi genitori, e quindi chi non ha genitori c'è qualcuno che se ne deve occupare. Chi ha genitori sarebbero i genitori che dovrebbero dire loro qualche parola, sempre che riescono a parlarci, perché molte volte io lo vedo con i miei figli, tu parli ai ragazzi e questi non ti sentono, ma non perché non ti vogliono ascoltare, perché hanno le cuffiette, non ti sentono proprio, ogni volta devi fargli togliere gli auricolari e ogni volta bisogna sempre avere questi screzi. Facciamo così, ci fermiamo, c'è la pausa con la pubblicità, ci fermiamo solo per qualche istante, poi torniamo in onda per concludere il discorso e per ascoltare poi un altro pezzo della voce delle donne che, ripeto, trovate facilmente su YouTube, tante canzoni per pensare, ma non soltanto per trasmettere messaggi. E lo ribadisco, che abbiate 80 anni o che ne abbiate 15, 20, perché la problematica della violenza sulle donne, e aggiungo io della violenza in generale, è ormai diventata gravissima. Qualunque cosa si dica o si faccia, lo dici una volta e poi arriva la violenza, e poi ti arriva il pugno in faccia, e poi c'è qualcuno che rompe, che distrugge, perché oggi se non sei violento non sei nessuno, non fai notizia, non fai il capobranco, non dimostri la tua superiorità. Restate lì, torniamo tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Sono disperato, non ce la faccio più, no, non ce la posso fare. Faccio fatica, ragazzi, ho una certa età, Allora, mi state chiamando, sono Alberto Acerbis, mi avete riconosciuto la voce, mica ogni volta devo presentarmi, sono mica, dai, è Alberto Acerbis. Molti di voi, più donne che uomini, si capisce, hanno chiamato per sapere se abbiamo ancora la crema alla bava di lumaca, perché arriva l'inverno, la nostra crema Rimas, che è una crema riparatoria. La nostra crema Rimas la trovate anche lì su olioacerbis.com, sezione cosmetica. Però attenti una cosa, non parliamo di una crema riparatoria, dai, diciamoci le cose come stanno. Io adesso vi dico, ma usa questa crema biologica, buona, soluzione all'80%, olio di argan, burro di karité, fatta in Italia, pazzesca, 35 €. Potete vendere al farmacista, ci guadagna ancora lui.
E voi dimostrate 20 anni in meno, bene, no, non ve lo dico, ma neanche se venite qua sotto tortura. La crema Rimas alla bava di lumaca biologica è una crema riparatoria. Allantoina, collagene, elastina, sostanzialmente allantoina, collagene, elastina, sostanzialmente sono immaturi della nostra pelle. Dopo i 30 anni, re, papi, belli, brutti, sciori, non sciori, tutti, poeti, navigatori, noi produciamo sempre meno allantoina, collagene, elastina. Ecco che la nostra pelle invecchia, perde di colorito, di elasticità, di tono, viene aggredita dall'esterno, quindi le rughe. Voi mettete la crema riparatoria anche sulle macchie, sui brufoli, una cosa pazzesca, totalmente naturale. Attenti all'offerta che trovate sul sito chiamando 030 68 40 408 o il sito olioacerbis.com. Non sto scherzando, 3 creme alla bava di lumaca stamattina, 3, anziché 125 euro, 79 tutte e 3. Trasporto è gratuito, chiamate, dite Radio Libertà. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Si torna in onda con Sammy Varin, sono in compagnia della voce delle donne, con me c'è Susanna, c'è Maria Chiara, c'è Isabella con il loro progetto musicale, ma non soltanto. Cosa c'è da aggiungere? Cosa c'è da aggiungere? Donne, parlate voi, io ho parlato già troppo. Insomma, ci stai discriminando un po'. È vero. No, vogliamo aggiungere che ai nostri concerti ovviamente non ci sono solo donne, certo, noi cerchiamo di dare questa voce al silenzio, come ha detto prima bene Isabella, ma ci sono anche tanti uomini che si commuovono, È che vero, è vero. ascoltano, proprio perché questo spettacolo, questo progetto non è contro gli uomini, ci mancherebbe, vuole essere anzi un modo per coinvolgere tutti, uomini e donne, in un'affinità, no, come Sì, dice come una dice la della canzone. delle canzoni che cantiamo, in una collaborazione, in un modo di intendere, di vivere la vita insieme, in una parità, ecco, di diritti. Non che siamo uguali, però gli stessi diritti sì. Certo, partendo, ridendo e scherzando, partendo magari, come mi dice mia moglie Marta ogni tanto, dalla retribuzione, già il fatto che sul posto di Certo, lavoro ci siano 2 certo. stipendi troppo spesso differenti, uno rimane lì e dice: "Ma perché? Come mai? Ma perché?" Viene da pensare questa cosa, è Certo. una stupidata chiaramente, poi ci sono È una delle tante cose donne questa, manager che guadagnano tantissimo, eccetera, in gambissima, eccetera. Però sono dei punti di domanda che restano, ma soprattutto, come vi dicevo prima, ci tengo come genitore, l'educazione dei nostri figli. È importante fare in modo che i figli ricevano questo messaggio. So che c'è quel famoso muro e dobbiamo scalfirlo, dobbiamo cercare di buttarlo giù piano piano, giorno dopo giorno, parlandoci, senza essere troppo invasivi, perché se esageri, che vuol dire parlargli per più di 2 minuti di seguito, vuol dire che già diventi un suo nemico. Concludiamo il discorso, Susanna? Okay, no, appunto è una cosa, importante l'ha detta appunto Maria Chiara riguardo ai nostri spettacoli, e niente, quindi cerchiamo di coinvolgere anche gli uomini perché appunto si deve cambiare un pochettino questa mentalità, no, cioè cambiare la mentalità che la donna non è un essere inferiore, come dice una nostra canzone, il DNA ha la stessa chimica, cioè non è che cambia da uomo e donna, è una questione fisica, sì, ma comunque, non sono corrette appunto queste culture che vedono sempre la donna come appunto un essere inferiore, ma soprattutto un oggetto. La donna non è un oggetto e lo dico qua pubblicamente perché Radio Libertà me ne dà la possibilità. Grazie Sammy. Sì, ringraziamo per questa opportunità. Ragionavamo proprio anche sulla questione educativa, no? Questo nostro progetto vuole essere anche formativo. Si parlava del fatto che i fruitori potrebbero essere anche ragazzi giovani, non necessariamente persone più grandi come noi. Quindi tutto parte da un'educazione alla affettività,
perché si insiste tanto sull'educazione sessuale, ma secondo me di base un'educazione affettività in cui ognuno abbia un suo ruolo preciso, una sua valorizzazione in base all'essere uomo e all'essere donne, quindi nella collaborazione, nel rispetto di queste diversità che si completano è un po' la magia che vogliamo creare. E l'appello che vogliamo fare è anche agli insegnanti e a chi Sì. effettivamente vede i nostri ragazzi più di quanto li vediamo noi, educare all'affettività. Spero che sia una cosa che già accade. Voi dite che accade? Avete sensazioni che i ragazzi di 14, 15, 17, 18 anni ricevano questo impulso anche dalla scuola? Questo risponde Isabella che lei è più Allora, io lavoro nelle primarie da 20 anni e direi assolutamente sì. Il problema è la collaborazione alla base con i genitori molto spesso, quindi quando c'è davvero questa collaborazione a 360 gradi, allora tutto funziona. Quindi in questo senso si deve creare un circolo virtuoso tra i modelli che i social e la società propone, tra quella che è l'educazione parentale, tra la collaborazione che l'educazione a scuola deve fare. Insomma, ognuno deve fare la propria parte, però bisogna essere anche un po' ottimisti perché dietro a tanti ragazzi di diverse generazioni c'è più di quello che ci immaginiamo e dobbiamo dare fiducia. L'importante è trasmettere il bello, perché dico sempre anche in questo spettacolo noi educhiamo alla bellezza. Se educhiamo alla bellezza sappiamo distinguere ciò che è giusto da cosa è sbagliato. Mi basta, trasmettiamo il bello e come vedete sono qui insieme a voi, care le mie donne. Sto scherzando, naturalmente. Susanna, Maria Chiara, Isabella, non posso che ringraziarvi, ma l'appuntamento con tutti voi ascoltatori è proprio su YouTube, cercando La Voce delle Donne. Sì. E per sapere dei prossimi appuntamenti che farete sul palco, come fare? Punto di domanda. Allora, ci sono i nostri social dove appunto è possibile rimanere aggiornati, appunto ci trovate sia su Instagram che su Facebook come La Voce delle Donne 2025. Questo è importante, 2025 finale, perché sennò ci sono altri siti simili, omonimi. Per cui La Voce delle Donne 2025, trovate appunto Instagram e Facebook e teniamo costantemente aggiornati in modo che sappiate dove potete trovarci. Adesso ovviamente vi rimandiamo a novembre perché sarà il mese proprio più importante per le donne, perché si celebra il mese della violenza contro le donne, insomma. Cerchiamo di fare informazione e l'appuntamento con noi è chiaramente quando volete, quando c'è qualche segnalazione, quando fate qualche serata in provincia di Varese o fuori zona, eccetera, fatemi un colpo di telefono che ne parliamo volentieri. Grazie, in volentieri. diretta. Ma che è stato un piacere. Chiudiamo con Le Principesse, un'altra vostra interpretazione. Di cosa si parla qua dentro? Maria Chiara? Le Principesse parla delle bambine. Vedete Il bello della l'artista diretta. che ha così tanti pezzi, no? Che dici che deve essere uno spettacolo No, di quelli siccome lo canta potenti, lei, quindi ho detto faccio dire a lei Mi che lo sono canta lei. concentrata sulla parte spettacolo musicale. potente il vostro, perché se spaziate in così vasto repertorio, no? Vai. E il tema è trattato è proprio quello della violenza sui minori, in particolare sulle bambine, il traffico delle bambine che vengono vendute dappertutto nel mondo, ma anche, insomma, si parla della violenza in casa nostra. Soprattutto quando la casa non diventa più appunto un castello, un porto sicuro, ma quando tra le mura domestiche si nascondono delle insidie, spesso appunto parenti, amici, oppure quando alcune ragazze, soprattutto questo nell'ultima parte della canzone, è costretta a contribuire per mantenere il "castello" tra virgolette ed è costretta a prostituirsi. Quindi questo, diciamo, affrontiamo un po' il tema della violenza minorile sotto tanti aspetti, purtroppo. Facciamo squadra con La Voce delle Donne. Grazie ragazzi, alla prossima. Grazie Sammy, grazie a tutti. Ciao. Le principesse
principesse sono bambine nate da un libro tra fiabe e realtà, nel loro mondo così carine, piene di sogni e di felicità. Ma nel castello non si è al sicuro, t'afferra e poi ti trascina nel buio. Allora implori, lasciami andare, tanto lo sai che non potrai scappare. Allora implori, lasciami andare, lui si riveste, ritorna normale. Le principesse sono bambine nate da un libro tra fiabe e realtà, nel loro mondo così carine, piene di sogni e di felicità. Ma quel castello ti fa paura, ogni parola lo può scatenare. Tu che credevi nel vero amore, ma non sapevi potesse far male. Tu che credevi nel vero amore, ora hai capito, è meglio scappare. Le principesse sono bambine nate da un libro tra fiabe e realtà, nel loro mondo così carine, piene di sogni e di felicità. Ma in quel castello non ci puoi stare, serve una paga per contribuire. Ti vendi allora al primo offerente, scelta che pagherai amaramente. Ti vendi allora al primo offerente, eri poco più che un adolescente. Le principesse sono bambine nate da un libro tra fiabe e realtà, nel loro mondo così carine, piene di sogni e di felicità. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Belle emozioni, è veramente importante fare questa informazione, non basta mai, poi certo bisognerebbe beccare anche certi soggetti e spiegarglielo in maniera più gentile, dici tu. Lascia stare i certi soggetti a cui pensa Sammy Varin, assolutamente. Sì, segui la Lega, i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Oggi è mercoledì, sì, dopo mezzogiorno facciamo anche tutto magna magna. Maurizio, tutto concordato da tempo dalla partenza della flottiglia di figli di papà Barcaroli. Io la mia barchetta me la pago con sacrifici, trovo difficoltà di ormeggio sempre, onorevoli anche in crociera gratis come benefit, altrimenti non li caga nessuno, poverini. Maurizio, non scherzare che questi adesso gli fanno gli scherzetti gli israeliani, ma poi potrebbe accadere qualcosa anche di più grave a questi poveracci della flottiglia. No, dove sei stato nel frattempo? Ero andato via, dici? Non so, io non mi sono mai spostato, almeno da qualche mese a questa parte sono sempre qua. WhatsApp al 340 6709 659, c'è anche un audio, sentiamo cosa dice questo qua. Qui oggi non lavoro io perché è il padrone della città, però qui stanno tutti aperti. Oggi è il padrone della città e Sant'Erenzo, non ho lavorato oggi,
come a Roma è San Pietro Paolo, a Fortunati. Milano è Sant'Ambrogio, il padrone della città, del patrono. Buona giornata, pure qui piove, è brutto, è molto brutto. Buona giornata, ora non piove. Buona giornata, a buona te giornata, e famiglia, buona con giornata. Bettino e Pesaro. Qua piove, non si capisce più niente qua a Milano, ormai ci abbiamo paura che uscire di casa in tutti i sensi. Auguri a Matteo, ok, non so, oggi è San Matteo. Non lo sapevo. Camionette militari, getti gelidi, taser, manette, manganelli. E denunciare quelli che pur essendo nella politica stanno con gli sfasciacittà. Chiudere tutti quei centri sociali, asociali, dove ci sono soggetti pericolosi. Togliere i contributi ai dirigenti di quelle case di accoglienza, zero. Accoglienza e insegnamento come devono comportarsi, non tenerli se arrivano qui per spacciare e delinquere. Tra le pene da infliggere subito, pagare i danni, fare lavori socialmente utili come ripulire le stazioni ferroviarie e altre piazze vandalizzate, se no abbiamo l'impressione che il CDS della Giorgia, mamma sovranista ma non in grado di rimettere un'Italia devastata in ordine legalmente ripulita da balordi e delinquenti, puntini, non prenderà molti voti nelle prossime elezioni dopo che in campagna elettorale promessa di fare anche un blocco navale totale, sta parlando della Meloni. Il succo del messaggio è arrivato, certo che se faceste voi politica, chissà cosa non combinereste, cari ascoltatori. Scherzi a parte, lo sappiamo benissimo che quando si entra in certi ingranaggi puoi essere il più bravo al mondo, ma i risultati purtroppo sono decisamente pochetti. Vediamo un po' di appuntamenti da non scordare. Prima di tutto non posso non farvi vedere questa foto, guarda qua che bella. Questa l'ho fatta a Pontida con il senatore Manfredi Potenti. Amo tutti gli animali. Bellissimo cartonato, no? Sono circondato da tutti gli animaletti possibili, immaginabili, per portare avanti il Dipartimento Tutela del Benessere degli Animali all'interno della Lega Salvini Premier, capito? E anche qui, ragazzi, dovete seguire in questo caso il senatore Manfredi Potenti, che sta girando l'Italia per raccontare cosa sta facendo la Lega, il centrodestra in campo animalista. Avete sentito ieri cosa è successo? Si può salire sull'aereo con il cane, e già questo è una bella vittoria. Ancora non abbiamo capito se fanno pagare oppure no, ecco, il posto al cane, però è un passo in avanti assolutamente. Tra gli appuntamenti da non scordare, sicuramente li trovate su legaonline.it, ma il Semivarin, se me lo inviate al 340 6709 659, tranquillamente, io sono in onda tutti i giorni, non posso che leggerlo, e anche molto volentieri. C'è Vannacci, tutta un'altra Europa. Dov'è? C'è Vannacci ad Aosta, signori. 25 settembre, oggi è il 24, domani è il 25. Roberto Vannacci ad Aosta, piazza Roncas, domani 25 settembre, ore 20:30, per la chiusura della campagna elettorale. Oggi per la prima volta un quotidiano, La Stampa, parla delle elezioni in Valle d'Aosta, si vota questa domenica, incredibile. Ragazzi, Roberto Vannacci ad Aosta, domani 25 settembre, ore 20:30 in piazza Roncas, direi che è un evento e potrebbe influire anche sui risultati elettorali. Matteo Salvini invece a Porto San Giorgio proprio questa sera, mercoledì 24 settembre, siamo nel Fermano. Vice Premier, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi Porto San Giorgio, ore 18:30, comizio con i candidati della provincia di Fermo presso il Teatro Comunale. Questa mattina invece è in corso un evento che riguarda il distretto industriale del Fermano tra infrastrutture e conflitto russo-ucraino a Montegranaro, a cui partecipa, oltre che Matteo Salvini, anche la vicepresidente della Commissione Cultura Camera dei Deputati, onorevole Giorgia Latini, il sindaco di Montegranaro Endrio Ubaldi e il dottor Valentino Fenni, vicepresidente dell'Asso Calzaturifici, con delega a Russia, area CSI e Made in Italy. Modera Mauro Lucentini, che si occupa di rapporti istituzionali.
naturalmente un evento a cui è invitato tutto il territorio, perché si parla anche di un territorio ad altissima vocazione industriale, soprattutto nel campo dei calzaturifici. Ancora appuntamenti da non scordare targati Lega. Sì, faccio proprio in tempo, ragazzi, a trasmetterla, anche perché è richiestissima, amatissima, purtroppo riceve anche tantissime minacce. Sto parlando di Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega, che ha avuto un successo incredibile a Pontida allo stand di Radio Libertà. E cosa ho fatto? Ho approfittato per intervistarla qualche minuto. Ve la passo volentieri sul cursore. Francesco, ascoltiamo quanto ci ha detto l'altro giorno la Cisint a Pontida. Allora non è facile averla per qualche minuto, perché c'è un affetto gigantesco quest'oggi per Anna Maria Cisint. Ciao! Ciao, buongiorno. Sì, davvero sono quasi commossa per il tanto affetto e la richiesta di foto, di abbracci. Fantastico. Allora, e io ti faccio una domanda scontata. Secondo te perché tutto questo affetto? Perché i cittadini sanno qual è la parte giusta della storia e io credo che noi siamo dalla parte giusta della storia e hanno bisogno di riferimenti, hanno bisogno di persone che combattano per ciò che oggi è importantissimo, la sicurezza, la nostra identità, la battaglia alla radicalizzazione. Ecco, io tutto questo lo sto facendo, l'ho fatto da sindaco per 10 anni, ho liberato la mia città da situazioni veramente molto gravi e oggi posso dire che questa battaglia la sto portando in Veneto, in Emilia Romagna, ma in tutta Italia. Siamo stati a Roma, l'abbiamo fatto in Lombardia, quindi direi che le persone te lo riconoscono, si rendono conto di quanto sia difficile. Oggi siamo arrivati a un momento anche estremo, il baratro è là davanti e quindi mi riconoscono il coraggio, ma anche i risultati. Allora, questa è una comunicazione, è inutile dirlo, che ci fa venire in mente quello che è accaduto in America, Kirk. È una comunicazione che la Lega ha cominciato a fare non da ieri, neanche dall'altro ieri, anche attraverso la nostra radio, Radio Libertà, che si chiamava Radio Padania Libera. È una comunicazione importante. Non pensiamo di avere la verità in tasca, perché la verità forse non ce l'ha nessuno, però Cisint, stiamo mettendo nel dubbio molta gente che, leggendo i soliti giornaloni, forse aveva una certa visione distorta della realtà. Poi la realtà la viviamo girando per le città, girando anche nella tua città e ti immagini in quelle un po' più grandi, girando per Bologna ad esempio. Qualcuno ha avuto coraggio di fare un servizio sotto i portici di Bologna, a vedere come dopo le 7 di sera non si può più andare in giro da soli. Quindi una verità che salta fuori. Ma allora, intanto partirei col dire che questa maglia è già un messaggio. Kirk è stato ammazzato perché oggi non soltanto nel pazzo delinquente che ha commesso quell'omicidio, ma oggi abbiamo visto le reazioni di una certa parte politica, di certi giornaloni, di certi commentatori, incredibile, che hanno giustificato un'azione dando la responsabilità a chi ha voluto portare davanti agli altri, ai giovani, ai ragazzi, delle idee. L'incapacità di confronto oggi si chiama pensiero unico, che noi combattiamo, che io combatto sicuramente, per il quale sono stata anche minacciata. Quindi è così, quando tu porti avanti delle idee e parli, ragioni, non fai azioni violente, allora ricevi le azioni violente. Kirk è stato ucciso, ma è gravissimo il fatto che davanti al suo omicidio ci siano state così tante prese di posizione, creando in lui la sua condanna a essa stessa. Ma al Parlamento europeo noi abbiamo domandato, e la ragione della maglietta è anche questa, di fare il minuto di silenzio. Il Parlamento europeo, tramite la Presidente, che ovviamente sono abituati a perdere anche tempo molte volte con determinate iniziative, hanno negato la possibilità di fare il minuto di silenzio. C'era la sinistra, ma devo dire anche una bella parte del Partito Popolare, seduto, che
noi ci siamo alzati come segno di rispetto, seduti a ridere, a sghignazzare, vietando un attimo di rispetto che sarebbe stato un bel messaggio. Quindi, per rispondere alla sua prima domanda, questa è la situazione. Ma cosa si deve fare? Si deve combattere. Bisogna dire quello che si pensa, avere il coraggio di sostenere le proprie idee e combattere per un futuro di un popolo, quello italiano, perché molti paesi europei oggi sono veramente già finiti in molti dei luoghi, perché altrimenti, come dicevo prima, c'è davanti il nulla per il nostro popolo, la sottomissione non soltanto islamica, ma anche a questo pensiero unico. Poi rispetto a ciò che succede a Bologna, in Emilia Romagna, beh, guardate che la sinistra ha creato dei sistemi, e l'Emilia Romagna ne è la testimonianza, che sono drammatici. A Bologna non c'è solamente la questione violenza sotto i portici, c'è un sindaco che autorizza l'utilizzo delle pipe perché si fumi il crack, perché così la gola rimane non infiammata, però il cervello intanto si spapola e le persone muoiono. C'è un sindaco che sa che ha una moschea irregolare, dove prima c'era un imam che è stato cacciato per il problema della sicurezza nazionale, ma adesso ce n'è un altro che sta dicendo più o meno le stesse cose in una moschea abusiva, eppure non ci si muove. A Modena succede la stessa cosa. Stiamo facendo la battaglia perché non aprano una moschea a Sassuolo in un centro città. L'Emilia Romagna è da bonificare, dobbiamo dircelo, e dobbiamo anche unirci in queste battaglie, perché l'Italia il primo problema che ha è l'accettazione della sottomissione da tutti i punti di vista. Facciamo squadra, instilliamo il dubbio a chi legge i soliti giornaloni, a chi si ritrova davanti a una realtà che non sopporta più. Grazie, Anna Maria Grazie a Cesini. voi, Buon lavoro. grazie e buon lavoro a voi.